Buonasera, oggi è mercoledì 8 di febbraio, sono appena tornata dal dentista, in realtà sono andata dal dentista, poi sono andata a fare un po' di spesa e ho messo su anche un altro anello che non avete mai visto, quello col brillante scuro. E sì, oggi mi andava così, in realtà l'anello ce l'avevo nell'altra mano, solo che l'altra mano si è gonfiata un po', essendo la destra, essendo anche sera si è gonfiata e quindi l'ho tolto e l'ho messo di qua insieme all'altro. Allora, sono stata al Tigotà e sono stata, madonna, mi sento i denti pulitissimi, ho paura a mangiare adesso, e sono stata come si dice? Al Lidl, ecco. Mia mamma invece è andata al Mega, che è il supermercato, insomma, vabbè, e mi ha preso il macinato a 5,35 € la confezione da 1,114 kg. E allora vi faccio vedere prima le cose del Tigotà e non mi ricordo quanto ho speso perché lo scontrino ce l'ho di là. Ho preso le ecodosi della Dash, 36 ecodosi a 8,90 € perché qui da me, vi ho già detto tante volte, la confezione più piccola che esiste delle Dash ecodosi costa sui 6 € e qualcosa, e quindi questa qui è super conveniente a 8,90 € per me, per quello che è il costo qui da me. Poi ho preso l'ammorbidente, il solito, orchidea viola e mirtilli, e ho preso anche le due ricariche dell'ammorbidente, perché queste costavano 99 centesimi l'una, quindi le ho prese. E poi ho preso anche uno smalto della Pupa, è questo colore qui, smalto brillante, è bellissimo, cioè io questo colore qua lo adoro. No, questo non vi serve, comunque è il 103 ed era l'ultimo rimasto e mi piace tantissimo. Devo vedere se mi piace sulle unghie, ma penso proprio di sì. È bello, questo qua mi piace tanto, è perlato con i brillantini, bellissimo. E poi ho preso anche al Tigotà un dentifricio a caso. Se ci pensavo bene potevo prendere uno per denti sensibili, visto che adesso ce li ho super mega iper sensibili dopo la pulizia, ma va bene. E basta, quindi questo è ciò che riguarda il Tigotà. Questo è lo scontrino del Lidl, 47,31 € e se sentite rumore è pepe al bagno, è pepe di là nella sabbia per cui fa casino. Allora, ho preso questi burro cacao qui, che sono al miele, vitamina E, provitamina B5, eccetera eccetera, e hanno il fattore di protezione 20, milk and honey, e quindi li ho presi, ne ho dato uno a Franz che gli serviva, uno me lo sono preso io e ce l'ho già su, e devo dire che per il momento mi piace, ma l'ho messo poco fa. E questo qui, questa versione qui di burro cacao nel Lidl qua vicino a casa non esiste. Tante cose che vorrei qua non ci sono nel Lidl vicino a casa, ecco, ve l'ho detto un po' di volte, quindi ho preso questi. Poi i guanti fucsia taglia S non esistono più, e quindi ho preso quelli azzurri e ne ho preso un paio anche verdi. Ho preso una diavolina per accendere il fuoco, io la chiamo diavolina, poi una confezione di croissants all'albicocca. Intanto spostiamo le cose perché altrimenti mi sa che ho sangue di nuovo in bocca, scusate se lo dico, ma questa è l'impressione. Poi ho preso dei biscotti. Ah, sono senza olio di palma, una volta erano con l'olio di palma, io li ho presi lo stesso, non ho neanche guardato cosa c'era scritto, ma perché ho voglia di questi di biscotti, ho voglia di biscotti, ecco, e quindi ho preso questi qua. Poi ho preso banane, ne ho prese tante perché sapete che ne mangiamo veramente tante. Adesso Franz c'ha la fissa di mangiare la frutta, quindi non sono più solo io a mangiarla e quindi va via molto di più. Quindi ho preso un po' di banane, un bel po', non so quanto ho speso. Poi due confezioni delle solite patate fritte che faccio al forno e che ho nel forno in questo momento. Poi sotto ho preso allora una di prosciutto cotto alta qualità, un salame milano e una porchetta, e in più ho preso due confezioni di cotolette di pollo, queste qua semplici, che costa 1,49 € una confezione. Poi ho preso le patate con il rosmarino,
che nel Lidl qui vicino casa non ci sono, una rete di clementine e una di arance. Arance le mangeremo anche subito, penso, perché non sono messe bene. Poi ho voluto comprare questo qui che è yogurt bianco zuccherato, non mi interessa, con gli Smarties. Siccome ho visto quello di marca l'altro giorno in televisione e l'ho visto al Lidl, non è di marca però è buono lo stesso e quindi l'ho voluto prendere, magari per la colazione insieme a qualcosa di caldo. E poi ho preso altre coppette con cioccolato e panna, queste qui solite che avete visto anche nell'altro video, e sì, scadenza a marzo, ma penso le mangeremo prima della scadenza. 2 pacchettini qua di mozzarella, ci sono 2 mozzarelle in un pacchetto, per cui sono 4 mozzarelle. 2 barattoli di salsa tonnata che piace a Franz. Poi ho preso uno di acciughe. Ecco, queste non me le avete mai viste comprare, perché non mi ricordo mai di prenderle. In realtà a me piace mangiarle anche così. Vabbè, il macinato. Poi ho preso lo Scottex, questo qui perché era in offerta, e ho preso la carta igienica solita. Ho preso solo un pacco, anche se per riempire il mobile me ne serviva anche un altro. E poi c'erano questi al Lidl, gli stickers, c'erano questi qua di Frozen. Non vado matta per questo cartone, però mi piacciono gli stickers, cioè non l'ho neanche mai visto, quindi non posso dire. E quindi li ho presi. E poi ho preso anche questi qua con gli animaletti, non so, mi sembravano carini, quindi li ho presi. Guardate che carini, questi qua sono tipo ologrammati, ecco. E questo qui che cos'è? Ah, sticker album, praticamente si attaccano qua dentro questi adesivi, vabbè. Comunque ho preso anche questi perché mi interessavano per la resina. Dovrebbero arrivarmi degli stampi, per quello sto aspettando a fare video sulla resina. E poi ho preso 5 barattoli di latte solito senza lattosio parzialmente scremato. Penso di avervi fatto vedere tutto quello che ho comprato al Lidl. E adesso, oh, che prurito che ho. Devo cambiarmi. Quando sono stanca inizio a avere prurito ovunque. Non so se anche per voi è così, per me sì. Quindi la spesa di questa volta anche abbastanza sostanziosa. Beh, per i soldi che ho speso, insomma, ho preso abbastanza cose. Ho preso cose che potevo anche fare a meno e cose che mi servivano. Quindi, vabbè, visto che ero lì ho preso qualcosa. Va bene, dai, ogni tanto che faccio spesa. Non vado neanche più tanto spesso a fare spese, quindi prendo, insomma. Quindi questa è la spesa, ne manca qualcosa, sì, perché ce le ho di qua le cose. Vabbè, quindi questa è la spesa, mi serve per fare la foto dell'anteprima, questa inquadratura, e basta. Io vi aspetto al prossimo video spesa, non so quando sarà, spero la prossima settimana, non so se andrò a fare spesa, probabilmente andrò all'Eurospin, ve lo dico già, perché mi manca la sabbia dei gatti. A Lidl giù a Belluno non c'è la sabbia dei gatti, ci sono 2 Lidl a Belluno, in nessuno di 2 c'è, e in quello vicino a casa neanche, quindi sono un po' incasinata perché mi trovavo benissimo con quella. E vabbè, pazienza. Quindi questo è quanto, io vi saluto, intanto si sta preparando la cena e basta. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!